A Stallavena, nello splendido scenario della Valpantena, sono stati tolti i veli alla 23esima medaglia d'oro Consorzio Marmisti della Valpantena, che il prossimo 17 giugno assegnerà i titoli regionali veneti per le categorie Elite e Under 23. Una edizione ricca di novità, quella messa nuovamente in cantiere con grande passione dal GS Stallavena Carrera in collaborazione con la polisportiva Bruno Gaiga Campi Antincendi, che si correrà sulla distanza dei 151 km, suddivisi su due circuiti di 10 e 5 km, da ripetere ciascuno per 10 volte. Un carosello veloce ma impegnativo, caratterizzato dallo strappo di Stallavena, quello che dovrebbe regalare spettacolo ed emozioni al grande pubblico delle due ruote. Ma per saperne di più, spazio agli uomini dello staff organizzatore, a cominciare da Omar Branzi, presidente del GS Stallavena Carrera. Anche quest'anno, dopo 23 anni che organizziamo la corsa ciclistica, siamo riusciti ad ottenere, la possibilità di avere qui con noi il campionato regionale. Per noi questo è un vanto, perché vuol dire che in questi 23 anni siamo impegnati a far bene, e tuttora, nonostante le difficoltà che possiamo incontrare, riusciamo a poter portare avanti questo progetto di organizzare una corsa degli anni. Renato Dal Corso, presidente del Consorzio Marmisti della Valpantena. Una partnership, quella con il GS Stallavena e con la polisportiva Bruno Gaiga, che continua a dare frutti. Sì, continua a dare frutti e mi auguro che questi frutti continuino perlomeno fino al 25esimo, di esserci ancora con queste tre realtà che ci credono in questa gara, che comunque spero che diventi sempre più importante per la nostra vallata e anche per il settore del ciclismo a livello anche non solo regionale, ma spero anche nazionale. Speriamo che questo sia un effetto positivo per il marketing, per il nostro prodotto a livello nazionale e forse anche al di là dei confini dell'Italia. Giuseppe Macacchero, un nuovo percorso per il campionato regionale degli Elite Under 23 2012, una formula decisamente più spettacolare. Senz'altro più spettacolare nel senso che proprio per poter dare la possibilità a più gente di vedere più volte i corridori, saranno in realtà, al di là di un piccolo trasferimento all'inizio, due circuiti, uno di 10 km circa e un altro di 6 km, da ripetere più volte per un 150 km, in maniera tale che i passaggi sono 15 passaggi dal paese di Stallavena, e quindi con la salita della strada che va verso il Bosco Chiesa Nuova, che ripetuta 15 volte dovrebbe fare selezione. Questa scelta è stata determinata, come anche è avvenuto nel dibattito e nella presentazione della corsa, indicata dall'anno scorso. L'anno scorso si è visto che ripetere più volte questo circuito ha creato spettacolarità e la gente è riuscita a conoscere veramente anche il territorio di Stallavena attraverso la corsa. Il sindaco di Grezzana, Mauro Fiorentini, una medaglia d'oro Consorzio Marmisti della Valpantena, che torna una tradizione da festeggiare insieme alla gente del paese e non solo. Sì, è una gara ormai che è entrata nelle tradizioni del nostro comune, che dà grande lustro al mio territorio e che in questo particolare momento dà anche il giusto significato a quello che è il rapporto tra le attività produttive del territorio con chi si occupa, con le associazioni di volontariato e di conseguenza con chi si occupa delle attività sportive nel nostro paese.